rispetto a San Martino e Lupoli siano un passetto più avanti. I quintetti iniziali: Delicia Washington in possesso per San Martino, Francesca Russo Ci fa capire che è tornata al 100%. la scorsa stagione tra le più positive. Verona dall'altra parte. L'intensità difensiva di Schio si vede subito, non hanno lasciato niente di facile. Avvicinarsi Verona, che poi va via in velocità da una grande palla per Astundur. Come presumevamo, sta giocando in maniera molto perimetrica. A livello universitario adesso Schio attacca in maniera perfetta. Sì. Mesdag per Verona, fa saltare Russo, dà per Crippa, tiro dall'angolo. Per San Martino si vede anche Silvia Pastrello che sbaglia il primo tiro. Dall'altra parte Amanda Zawi, Pastrello prova ad uscire dal blocco, scivola ma riesce con grande controllo del corpo a trovare Arianna Rado. Una compagna penna, esce bene da una situazione di taglio, va a sbagliare col tiro. Washington Tranquillità, perché riesce a mettere sempre molta pressione. Ecco Cristinacchi, insomma, quello che è per esperta, una giocatrice che mette un'intensità pazzesca. Ecco, vediamo una penetrazione al ferro sicuramente ricca di soddisfazioni. Pallacanestro ad alto livello. Qua Nina Dedic da Washington, si fa sentire Washington su di lei. Bestagno col tiro aperto, Milazzo in possesso poi per Dedic che prova a attaccare contro Bestagno. Grande tiro di Dedic con la sua lunga sottana, prova a cercare Endur, trova invece all'altra parte Penna. Trovare le soluzioni giuste. Janezic, sì. Adesso scusa coach, sullo scadere dei 24 in palleggio, palla ancora che viaggia per Cristinacchi, niente da fare, il recupero di Sottana dietro la schiena per Cristinacchi, superabile, magari un canestrino in più qua e là, ecco. La sua lunga poi va da Sottana dal lato opposto, palleggio, arresto tiro per lavorare sull'inserimento di Washington. Intanto Costanza Verona con Martina Crippa che prende il rimbalzo in velocità. Costanza Verona, quasi non lo noti quando Schio fa i parziali. Beh, però in prosecuzione sia quella di andare in prima squadra nella nazionale. Pastrello che adesso raccoglie un grande passaggio da sotto. Allora dall'altra parte Delicia Washington in palleggio, solo Marina Vetri. Ora Washington ancora va a realizzare. Schio con il possesso, Zawi si fa largo, il pitturato a Rado. Che stoppata per la 2004 di San Martino. Interessante, viene ignorata, allora si va da Zawi e stavolta qua ci mette una mano Kim Mesdag che va a recuperare. Dall'altra parte Stundur, le squadre dalla distanza. Milazzo per Kaczmarczyk, ancora prova Fare appunto una speranza di migliorare le loro percentuali. Di mano sinistra e di una stoppata su Amanda Zawi. Qua dall'altra parte brava Dedic qua a murare il passaggio di Keys, poi Milazzo la alza per Washington. Gran zone poi Washington, a rimbalzo davvero ottimo, l'impatto difensivo è la numero 17 di San Martino che ora sbaglia una conclusione da sotto, poi prende l'errore. Lunghe che sicuramente potrà servire per la stagione, coach. Certo. Rialzare la numero 13 di San Martino, bel gesto sportivo da parte sul tiro sbagliato alla giocatrice belga. Corsia laterale per Washington che va, palleggio, arresto tiro. Milazzo in palleggio, il blocco di Kaczmarczyk, si va dall'altra parte per Verona col tiro aperto. Lato debole, è riuscito a ricevere, a fare un buon tiro di equilibrio. Bestagno, grande apertura all'altra parte per Zawi. Tutti danno tregua, cioè. Esatto, bravo, mi hai tolto le parole, coach. Ora Verona va fino in fondo. Bestagno, buon aiuto di Kaczmarczyk, poi si gira bene Bestagno. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro in difesa, però all'improvviso inspiegabilmente si sono aperte e gli hanno lasciato lo spazio per tirare. Sicuramente Martina Bestagno, ultimo possesso del terzo quarto per San Martino. Verona trovata molto bene con questo compito. Adesso Schio con il possesso offensivo. Martina Bestagno, Washington in palleggio, va da Dedic che cerca Kaczmarczyk, ricezione difficile. Quello che io l'affrontavo quando era a Bologna molti anni fa. Appunto, poi vedrete nei nostri social tali contributi, ed è un modo. Giorgia Sottana che è rientrata in campo e gioca a due qua con Zawi, quasi a memoria. Sottana per Zawi. Chiaramente l'Opening Day non è il contesto migliore in cui tracciare bilanci. Soddisfazioni.
D'altro canto Schio invece fa vedere come al solito. Vediamo il finale dunque dal Palacus per questa terza partita della prima giornata del 20° Opening Day.